Bene, i dati sugli audiolibri possiamo cominciare, i tempi sono un po' serrati, insomma, ma abbiamo ancora un po' di argomenti da discutere. Dunque, allora, il prossimo punto, ma su questo veramente io adesso direi, rispetto a quello che ci eravamo proposti, proprio di dare dei flash. La prossima domanda deve essere era prevista su questa questione delle API REST, che sono citate appunto nel documento. È una domanda per Baldo e Christian. Qui rischiamo appunto di scivolare su temi che sono molto tecnici e che forse probabilmente è meglio che anche chi del pubblico fosse interessato a queste cose poi se le veda per conto proprio. Riusciamo a fare, Baldo e poi Christian, due flash centrati sulle funzioni, cioè perché perché è importante l'application programming interface, cos'è il paradigma, come si chiama, REST, ma a cosa servono più cioè, due flash, perché non vorrei fermarmi troppo. Rapidissimi, faccio un paio di considerazioni introduttive così poi lasciamo la parola a Valdo per fare degli esempi calzanti. Le API sono il modo in cui i sistemi espongono i propri servizi e i propri dati ad altri sistemi. Sono dei protocolli attraverso i quali i sistemi, i software, i server possono parlare fra di loro. Noi ci siamo concentrati su questa componente di tutta l'architettura di SBN perché è la via attraverso la quale i dati possono essere aperti ad altri servizi, i dati così come sono, senza ragionare su mappatura, nuovi sistemi, nuovi modelli di dati. Nel fare questo noi facciamo riferimento al protocollo che già SBN utilizza, è noto, è il protocollo SBN Mark, e possiamo noi ipotizzare delle traduzioni del linguaggio utilizzato solo perché questo protocollo di per sé è molto dettagliato, è molto efficace. Noi evidenziamo che supporta tutte le operazioni di tipo CRUD, che tradotto in italiano significa crea, leggi, modifica e cancella ciascun elemento fino al livello del singolo campo. In virtù di questo fatto si può ipotizzare che il protocollo adesso utilizzato si traduca in base a diversi paradigmi. Perché noi evidenziamo questa necessità? Perché il protocollo SBN Mark in realtà, malgrado sia così efficiente e così efficace, non si è affermato al di fuori di SBN e quindi non è uno standard adatto di per sé ad essere utilizzato in maniera più aperta, diciamo così. Questo è una conseguenza del tipo di logica che sta alla base di quel protocollo. Si rifà alla logica di tipo SOAP, Simple Object Access Protocol, che è un tipo di protocollo che prevede che si faccia uno schema proprietario per l'invio di istruzioni in XML. Semplicissimamente quello che noi proponiamo è che invece si adotti una logica differente, una logica di tipo REST, Representational State Transfer, che è un tipo di logica che fa maggiormente uso di un protocollo molto più noto, che è l'HTTP. L'HTTP è quello di tutte le pagine che noi utilizziamo quando navighiamo in internet. Questo protocollo ha dei comandi di base, prendi, modifica, cancella, una logica delle API che si basa su questo tipo di paradigma è molto più comprensibile, molto più documentata, è molto più aperta e ha delle ricadute molto interessanti che magari farei illustrare a Valdo, nella direzione di una maggiore granularità delle possibilità esposte. Sì, grazie. Io non vorrei entrare troppo nei dettagli tecnici, vorrei fare due richiami di quadro generale, e cioè perché sia chiaro che non è questa la elucubrazione dei tecnici informatici che vanno dietro le mode, è semplicemente il richiamo a quella che è la realtà di come oggi le applicazioni vengono concepite e vengono aperte per garantire ai sistemi, anche quelli più complessi, e per certi aspetti diciamo che l'indice SBN ha le sue complessità, anche se
onestamente ce ne sono. Un sistema di gestione della contabilità è molto più complicato secondo me dell'indice SVN, con tutto il rispetto per l'indice SVN, e quindi il contesto in cui si inserisce questo discorso è il contesto europeo e il contesto italiano. Il contesto europeo, dove c'è ormai da qualche anno una iniziativa che in sigla si chiama EIF, cioè European Interoperability Framework, che poi ha attivato un programma chiamato AISA Quadro, perché è al secondo lancio, che si propone praticamente di creare delle soluzioni che favoriscono la interoperabilità e l'integrazione tra i sistemi delle pubbliche amministrazioni a livello europeo, e chiaramente in ambito italiano tutto questo è recepito a livello nazionale con il piano triennale, l'aggiornamento del piano triennale che recupera queste cose, e nel piano triennale dell'informatica per la pubblica amministrazione praticamente ci sono 3 parole mantra che sono Cloud First, Mobile First e API First. Cosa vogliono dire queste 3 parole? Le applicazioni erogate tramite il Cloud First, Mobile First, le applicazioni quando prevedono l'interazione con l'utente umano devono essere concepite fin dall'inizio per quanto riguarda l'aspetto dell'usabilità e dell'interfaccia utente per i dispositivi di tipo mobile, e API First, cioè devono esporre dei servizi, delle interfacce programmatiche che ne favoriscono l'integrazione con altri servizi. Poi in realtà nel piano ci sarebbe un'altra cosa che è un po' collaterale agli argomenti che trattiamo oggi, ci sarebbe anche un altro cardine, sarebbe il security by design, cioè che le applicazioni devono essere concepite fin dalla loro progettazione in modo da soddisfare i requisiti di sicurezza laddove c'è il trattamento dei dati personali. Ora, fortunatamente il settore delle biblioteche è meno esposto rispetto ad altri settori di questo, ma c'ha tutta la parte dei sistemi locali di gestione dei prestiti o gestione, diciamo, delle aree personali degli utenti, dove insomma ricordare c'è anche questa cosa, secondo me non fa male anche a un passante. Esiste, tra l'altro, visto che questo è un ambito bibliotecario, un'altra cosa da ricordare, sempre a livello europeo, e l'Italia lo ha recepito, è stato definito la sigla CPSV -AP, Core Public Service Vocabulary Application Profile, cioè un schema di metadatazione attraverso il quale a livello europeo si descrivono, si dovrebbero descrivere i servizi che espongono queste interfacce programmatiche. Perché? Perché poi, ed è questo uno dei primi motivi per cui è vantaggioso realizzarle, nel momento in cui le interfacce programmatiche esistono e sono descritte secondo anche degli standard opportuni, esistono degli strumenti di sviluppo che permettono di risparmiare tantissimo tempo nel momento in cui voglio sviluppare un'applicazione che dialoghi con quel servizio. Non è che mi devo fare tutto un codice a manina, ma grazie a questi strumenti riesco già a svilupparmi tutta la parte di codice che mi serve per interagire con l'interfaccia che espone l'altra applicazione dall'altra parte. Questo è uno dei primi vantaggi. E diciamo che anche questo è un aspetto significativo, perché per una pubblica amministrazione andare a realizzare un'applicazione che espone un'interfaccia programmatica e che è descritta secondo questi standard favorisce proprio il discorso dell'integrazione e dell'interoperabilità. Tra gli altri motivi, io ne avevo individuati 7, ma insomma si fa più rapidamente. Un'altra cosa importante di un'applicazione che espone delle interfacce programmatiche è anche che queste, in termine tecnico di solito si dice che sono opache rispetto alla complessità delle logiche applicative che ci sono interne. Ora il termine opaco a volte diciamo visto in senso negativo, ma qui va visto in senso positivo, cioè nascondono la complessità dell'implementazione gestionale
e della logica applicativa interna, e questo fa sì anche che possano crescere nel tempo. Io posso cominciare a esporre come servizi tramite API solo poche funzionalità e poi col passare del tempo magari ne posso aggiungere altre, ma non solo. Nel momento in cui le mie logiche applicative interne dovessero cambiare, diciamo, nel momento in cui però le riesco a tenere sufficientemente nascoste, non afferrano più di tanto, perché il cosiddetto contratto che io definisco per far parlare tramite l'interfaccia programmatica un'applicazione esterna con il mio applicativo, riesco praticamente a rendere trasparente le mie modifiche interne, se fossero anche modifiche infrastrutturali di cambiamento completo della struttura o degli strumenti che uso all'interno del mio applicativo, cioè lo scopo dell'interfaccia programmatica è proprio di nascondere e rendere trasparenti questi aspetti. E l'ultimo punto, diciamo, da citare che ha senso anche in prospettiva di gestionali come quelli che sono operativi nelle biblioteche e quindi anche dell'indice SBN, di SBN Web e quant'altro, è che diciamo, lo sviluppo di interfacce programmatiche può avvenire in maniera parallela, cioè laddove, come nel caso dell'indice SBN, esiste già un protocollo consolidato, proporre di affiancarlo con un'interfaccia programmatica di tipo API, per esempio REST, non vuol dire dall'oggi al domani smettere di usare il protocollo SBN, no, è quello che normalmente si fa con le cosiddette applicazioni tipo legacy, tipo la contabilità, i gestionali del personale e così via, che magari hanno i loro meccanismi, i loro protocolli di interazione anche con mondi esterni, e a un certo punto uno affianca e sviluppa delle interfacce programmatiche aprendoli quindi all'esterno, e se ritiene poi di smettere i vecchi meccanismi di interazione lo fa comunque nel tempo dovuto, progressivamente, ma non certamente creandosi problemi di versioni, di compatibilità di versioni e così via. Quindi è proprio una prospettiva e un percorso di apertura. Di nuovo, secondo me, questo è il messaggio, secondo me, che stamattina credo tutti d'accordo vorremmo dare, cioè con una visione che è molto più ampia e che va al di là della natura del catalogo SBN in quanto tale e dell'SBN magari forse un po' troppo in maniera remissiva, considerato ormai da tutti come il catalogo, ha fatto delle bellissime cose per 30 anni, poi arriva il politico e dice vabbè, l'avete fatte, benissimo, siamo contenti, però dov'è l'innovazione? Allora, siccome oggi si parla di trasformazione al digitale e di innovazione, l'innovazione si fa anche adeguando nella maniera più conveniente quello che è consolidato e quello che esiste, in modo da aprirlo e da renderlo il più possibile aperto agli scenari con i quali bisogna ovviamente confrontarsi. Quindi quando si propone come gruppo questo tipo di apertura degli strumenti SBN, lo si propone in questa logica di garantire una più ampia apertura possibile, una più ampia fruibilità, perché per esempio anche dei banali servizi di interrogazione o cattura di record bibliografici tramite un'interfaccia API che implementi solo le funzionalità di ricerca e cattura può essere fatta garantendo, diciamo, una capacità di integrazione molto più svelta e molto più semplice rispetto a quello oggi come oggi non debba fare un eventuale implementatore dovendosi realizzare un pezzo del protocollo potrebbe essere fatto senza pregiudizio delle attuali modalità, senza nel senso che possono andare in parallelo. È ovvio che c'è un minimo di costo gestionale nello sviluppare queste interfacce tipo API da aggiungere al gestionale, questo è ovvio, però se uno va a vedere i gestionali bibliotecari di tipo commerciale, ormai tutti sono dotati di interfacce di questo genere, non ce n'è uno che non la possa avere perché è evidente.
Dunque, sempre con te, Baldo, un punto pratico che penso rifletta una esigenza molto sentita da parte delle biblioteche, in genere sì, da parte delle nostre biblioteche, i pagamenti alla pubblica amministrazione. Allora, il documento ci dice, nel contesto PagoPA, che è lo strumento nazionale per i pagamenti a favore della pubblica amministrazione, SBN potrebbero svolgere un ruolo di fornitore di servizi nei confronti dei poli e delle biblioteche aderenti a SBN, sollevandole dagli oneri tecnico-organizzativi che l'architettura PagoPA implica. Ovviamente poi questo tipo di servizi possono essere delegati, possono essere appaltati, no? Sono funzioni, però c'è un centro del punto coordinamento nazionale. Io ho sempre in mente questo caso dei pagamenti dei prestiti interbibliotecari, no? Sono sempre una cosa che sarebbe così banale, invece è complicata. Tantissimi anni fa la Marciana partecipò appunto ad un progetto europeo sul prestito interbibliotecario, il cui acronimo era AIDA, che significava qualcosa tipo Alternatives, non mi ricordo, e che cioè, postulava proprio l'istituzione di una sorta di centrale unica dei pagamenti a cui ogni singola biblioteca potesse fare riferimento per pagare il servizio alla biblioteca. Come tanti progetti europei, purtroppo questa cosa non ebbe seguito, ma perché non ebbe seguito? Perché non si trovò una istituzione pubblica, privata, una banca, tutto quello che volete, che fosse in grado di gestire questo genere di transazioni. Dopo molti anni siamo ancora a questo livello. Quindi potremmo andare un po' più a fondo su questo, quale potrebbe essere il beneficio per le biblioteche, appunto che ICUS facesse carico di una funzione di questo genere, che significa non farsene carico di prima persona, ripeto, ma organizzare un servizio a favore della rete, della comunità. Allora, io proverei a argomentare la cosa a questi termini. Prima magari di spendere due parole su cos'è PagoPA, provando a sintetizzare in poche parole una cosa che non è poi semplicissima, ma comunque intanto sgomberei il campo da possibile e legittima eccezione, cioè uno potrebbe dire ma cosa c'entra il pagamento, cosa c'entra PagoPA nell'ambito delle biblioteche, perché io penso che dovrebbero essere tutti servizi gratuiti. Vabbè, se uno parte da una posizione di questo genere, allora il problema non si affronta nemmeno. Nel momento in cui invece ci si pone realisticamente che per vari motivi anche di autosostenimento ci possono essere dei servizi, non ovviamente la consultazione dei cataloghi, ma ci possono essere altri servizi che danno luogo a un pagamento, allora si pone il problema del fatto che questo pagamento dovrebbe essere svolto nella forma più agevole possibile online, perché ormai ci siamo abituati un po' tutti. Ora, ma tutt'oggi, una pubblica amministrazione, per esempio, io lavoro in università, come si facevano e come si fanno in parte ancora i pagamenti online? Si fanno con il proprio istituto cassiere che tipicamente ti mette a disposizione la possibilità di produrre i cosiddetti bollettini MAV, per esempio per far pagare le tasse agli studenti, e ti mette anche a disposizione, quasi sempre lo fanno, un cosiddetto POS virtuale, cioè la possibilità di interagire tramite maschera web per innescare, come si fa quando si compra il biglietto su Trenitalia, e pagare la tassa, per esempio, tramite una carta di credito, però nuovamente lì dipende se quello studente o il genitore dello studente ha una carta di credito e quant'altro. A un certo punto poi ecco che arriva PagoPA, che addirittura arriva come soluzione che sarebbe obbligata per tutte le pubbliche amministrazioni, cioè tutte le pubbliche amministrazioni laddove hanno dei pagamenti dovrebbero consentire al cittadino italiano di effettuare questi pagamenti tramite PagoPA, che non è una piattaforma di pagamento,
ma è in realtà una infrastruttura che permette al cittadino di andare a scegliere la modalità con la quale poi effettua quel pagamento presso uno, diciamo, degli istituti bancari, perché ci sono le poste e gli istituti bancari sostanzialmente, che per loro conto si sono accreditati e sono entrati nel circuito di pago PA. Quindi c'è un'infrastruttura con la quale bisogna ovviamente dialogare. Allora, se io, biblioteca o singola pubblica amministrazione, ho dei pagamenti, prevedo di avere dei pagamenti e voglio attivare questa modalità di pagamento tramite pago PA, devo fare del lavoro, cioè devo acquisire una porta di dominio del sistema pubblico di interconnessione, devo acquisire un software, installare, gestire un software che mi deve consentire di dialogare col nodo dei pagamenti. E l'ultimo passo, e questo ci resta comunque, devo pubblicare ovviamente un'interfaccia web che scatta al momento in cui gli presento il bottone pago con PagaPA, che mi fa dialogare con tutto questo sistema dietro. Questo ha un certo onere, tant'è vero che la stessa, diciamo, Agid, quando si è inventata il meccanismo pago PA, ha previsto in sostanza che l'adesione possa avvenire in due modalità, cioè diretta, che è quella più o meno che in 3 parole malamente ho provato a riassumere, in cui l'ente si fa carico di tutto, quindi sia degli aspetti tecnologici oltre che della sottoscrizione a pago PA, deve nominare un referente tecnico, deve tenere aggiornato tutti i software e così via. Poi ci sono le cosiddette modalità intermediate che possono voler dire di demandare praticamente tutta questa complessità a un soggetto terzo. Torno a fare un esempio per me ovviamente semplice. Molti atenei come il mio, per quanto riguarda il pagamento delle tasse dell'Università di Firenze, si avvalgono come soggetto intermediario terzo di Cineca a Bologna, in quanto consorzio interuniversitario. Cineca si è fatto carico di implementare il gateway che parla col nodo dei pagamenti di pago PA, per cui lato locale tu devi semplicemente attivare quella mascherina che si genera nel momento in cui lo studente paga sul bottone pago con pago PA e che ti permette di innescare il percorso, diciamo, di pagamento nelle varie modalità previste, di cui una è quella anche tramite carta di credito eccetera, sul sistema, diciamo, di pago PA. Ecco, detto questo, quale potrebbe essere il ruolo della cooperazione SBN e di ICU in questo caso? Che invece di diciamo, lasciare liberamente, nel senso, cioè con onere di ciascuno dei sistemi bibliotecari aderenti a SBN il compito di decidere come diciamo, adeguarsi anche alla normativa, quindi come adeguarsi per i pagamenti a pago PA, facendosi carico sia di tutto l'aspetto burocratico sia di tutto l'aspetto infrastrutturale, cosa che peraltro probabilmente può darsi che qualche sistema bibliotecario abbia fatto, perché magari avrà sfruttato la soluzione offerta dalla propria regione o dal proprio comune, però potrebbe eventualmente l'istituto farsi carico aggiungendo questo tipo di servizio per consentire l'effettuazione dei pagamenti. Poi a questo, diciamo, questo è il modo per effettuare il pagamento. Poi resta sempre il fatto che se quello è un pagamento relativo a un servizio di prestito interbibliotecario, all'effettuazione del pagamento in quanto tale ci sarà poi da affiancare tutta una cosa interna al circuito delle biblioteche per quanto riguarda poi la ripartizione
dei costi e dei proventi di queste operazioni di pagamento, ma questa è una cosa diversa. L'ostacolo, mi ricordo che dicevi te, io mi ricordo anche di uno studio, di un'analisi fatta diversi anni fa, che credo ci fosse ancora Giovanna Merola, con le poste per esempio, però insomma poi anche con le poste era complicato veicolare questo meccanismo, diciamo, di pagamento. Quindi sostanzialmente l'idea sarebbe: la soluzione a livello nazionale esiste, ha una complessità per renderla effettivamente, per attuarla, per implementarla, richiederebbe a tutti i vari sistemi bibliotecari di farsi carico di un certo tipo di lavoro. Il gateway verso il nodo dei pagamenti potrebbe essere centralizzato nell'ambito dei servizi offerti da SBN per semplificare appunto l'avvio, diciamo così, e l'implementazione di questo canale per effettuare i pagamenti da parte delle varie biblioteche. Questo sia uno spunto, cioè una proposta sì, è uno spunto, che viene dal documento, ovviamente che va cioè tutta quanta discussa e chiarita, eccetera, però appunto meriterebbe una attenzione, perché in effetti il problema No, un aggiornamento, perché non credo che poi avremo... c'è lui che... Credo che poi avremo modo di magari di tornarci sopra, perché è una materia ancora sfuggente, ma circa 1 anno e mezzo fa noi facemmo uno studio pubblicato poi su Biblioteche Oggi, in cui avevamo affrontato in generale il problema delle tariffazioni. Io avevo chiesto formalmente, quindi con una lettera ufficiale, diciamo in appoggio a questo studio che palesemente avevo diciamo promosso io, e nel quale si vedeva molto bene come ogni testa fosse un Parlamento e quindi ci fosse una specie di grande magma nell'applicazione di queste tariffe, ed è stato un primo passo con il quale appunto io ho chiesto alla nostra direzione generale di farsi carico di aprire un tavolo tecnico che io mi sarei impegnata a sostenere per cercare di mettere ordine in questo grande campo delle tariffazioni. Diciamo che non ho ottenuto risposta, e allora più di recente abbiamo fatto una riunione. In questo momento non riesco a ricordarmi se del Polo Vea c'era qualcuno o della Marciano c'era qualcuno, scusatemi, però una riunione fra colleghi che si occupano del servizio di prestito interbibliotecario e di document delivery, in cui più precisamente, cioè affondando di più, tentando perlomeno di affondare di più su questa tematica, abbiamo prodotto un documento nel quale naturalmente quello che Valdo ci ha appena spiegato benissimo, diciamo, viene proposto come una possibile alternativa, quindi in maniera non prescrittiva autoritaria, ma ovviamente diciamo con delle pezze d'appoggio che lo rendono credibile, e abbiamo prospettato questa possibilità insieme ad altre, perché abbiamo cercato, insieme a quella composta italiana, perché nulla vieta che la direzione generale faccia una convenzione con Poste Italiane e risolva il problema in questa maniera. Pago PA si risolve a un altro livello, quello del singolo contribuente in questo caso. Abbiamo prospettato queste alternative e di nuovo io ho chiesto la convocazione di un tavolo tecnico, perché non è che l'ICU si può fare carico di politiche di carattere nazionale, per carità, abbiamo compiti che devono coordinare una comunità molto vasta, però nello stesso tempo non lo puoi fare né in maniera autoritaria eccetera, e quindi diciamo è un pezzo, indipendentemente dal vostro documento, è un pezzo che ci muoviamo su queste cose semplicemente ascoltando la base. Speriamo veramente che... forse su questo appunto anche una sinergia con live su questi temi si può mettere. Questa cosa solo flash, perché ci abbiamo da parlare. Sì, no, solo un flash. A me interessa solo un pezzettino di quello che ha detto Valdo. Intanto mi chiedo se appunto, visto che è un obbligo delle pubbliche amministrazioni, se convenga investire
su un servizio offerto da ICU andrebbe offerto subito per dare un segnale forte e darebbe un impatto fortissimo d'immagine, perché altrimenti ho l'impressione che le regioni, le amministrazioni si debbano organizzare, quindi il pago PA sarà... però invece mi aggancio a un pezzettino, proprio a un inciso di Aldo, quando diceva se uno pensa che tutti i servizi debbano essere gratis, allora è inutile parlarne ovviamente. Perché a me preme molto questo aspetto di che cosa debba essere gratuito, di che cosa possa essere tariffato, non dirlo, possa essere, e ci ritornerò dopo nel pomeriggio. Vorrei dire, forse un compito di SBN, e per SBN intendo appunto la comunità che dal basso sale all'alto e coinvolge l'ICU quale coordinatore del sistema, non possa essere quello di definire delle policy. Un modello di riferimento potrebbe essere quello in parte adottato in una comunità che pure fa molto scambio interbibliotecario come NILDE, all'interno della quale, anche per semplificare i costi di transazione, si è stabilito che quando vanno in compensazione a fine anno, a bilancio di fine anno, dare e avere, no? Perché ci sono molti scambi di articoli scambi di copie di documenti tra biblioteche. Allora succede che io ti chiedo un costo per questo, tu me ne chiedi un altro per questo, a quel punto si compensa e solo superata una soglia di 3 documenti in più oppure anche 0 documenti in più, al primo documento in più che tu mi hai fornito io ti devo pagare. L'altro è una perequazione delle tariffe, perché ci sono dei dislivelli enormi tra le biblioteche, e parlo del settore pubblico perché non possiamo interferire sul settore privato, naturalmente possiamo solo suggerire buone pratiche a loro, ma almeno nel settore pubblico una perequazione dei costi, perché non è possibile che lo stesso articolo costi 40 euro se richiesto a Tizio e invece 0 euro se richiesto a E poi teniamo Mario. presente che tutto quanto questo si muove in uno scenario internazionale, nel senso che noi su questo abbiamo poi delle relazioni con le biblioteche. Grazie. Allora, scusa Maurizio, approfitto, rubo ancora 3 minuti perché abbiamo parlato di pago PA, però a me fa piacere, mi sembra giusto ricordare anche che in generale l'ambito bibliotecario dovrebbe tener conto anche di altre 2 piattaforme tecnologiche che in questo momento in Italia si stanno sviluppando lentamente con ritardo rispetto alla previsione. Allora, uno è SPID per l'identificazione digitale, che è stato qualificato a livello europeo EIDAS, e questo vuol dire che entra in un giro molto più ampio che facilita l'accesso e l'identificazione dell'accesso online a risorse e servizi su base europea. E il secondo è l'ANPR, cioè l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, perché nel momento in cui la massa crescerà, la massa di comuni che saranno entrati in ANPR, lì dentro avremo tutti i cittadini italiani registrati con i loro dati anagrafici, e quindi io credo che anche capire come quel tipo di informazione può essere recuperata dai vari gestionali delle biblioteche per migliorare, insieme al discorso di SPID, la diciamo, operazione di registrazione degli utenti nelle loro banche dati locali, e rendere così meno silos verticali come storicamente lo sono le anagrafiche dei propri utenti, ma renderle integrate tramite le API, perché poi tutto si lega, perché questi servizi espongono API per farli dialogare con gli altri, e renderle integrate con la NPR sarebbe... Sì. Comunque il Bene, allora adesso affrontiamo, appunto, scusate, dobbiamo correre un po', anche perché poi vorrei ci fosse un po' di spazio per le domande. Lo scenario che il documento prefigura, quando pensa a una infrastruttura nazionale per le biblioteche, si basa su 2 pilastri in qualche modo. No? Uno è SBN, con tutto le cose che abbiamo appunto fin qui discusso, e l'altro è il magazzino digitale.
Magazzini digitali, recito appunto dal documento, è la infrastruttura nazionale per la conservazione e l'accesso di lungo termine alle risorse digitali. Da questa è un'affermazione estremamente impegnativa. Nella cartellina che vi è stata data avete un documento che riporta i dati di magazzini digitali a ottobre 2019, quindi sono dati molto recenti e io penso totalmente ignoti al di fuori della cerchia appunto degli addetti. Sono dati relativi alla sperimentazione che è stata fin qui condotta, una sperimentazione che è tuttora in corso e che è destinata a rimanere tale fin tanto che non verrà emanato il regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti diffusi tramite rete informatica, che è previsto dalla normativa vigente sul deposito legale e che è la condizione in base alla quale il deposito del bond digital, per esempio, diverrà obbligatorio. Allora a quel punto si comincerà a giocare pesantemente, no? Perché questo è il punto. In realtà senza il puntello della normativa, senza il puntello della legge, quindi senza un forte mandato, è difficile che il magazzino digitale trovi il supporto finanziario, il supporto organizzativo per andare avanti. Allora, il magazzino digitale è in mano soprattutto alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, prima nelle mani di Giovanni, oggi nelle mani di Chiara. Io penso che nell'ambito di questa giornata abbiamo solo questa finestra, perché io mi ero tenuto anche delle domande per il secondo giro, ma non avremo tempo. Quindi Chiara, facci la sintesi dici lo stato dell'arte. In estrema sintesi è chiaramente molto complicato, però io sono molto contenta che nel gruppo si sia affrontato questo tema per far uscire il problema della conservazione digitale dalle stanze della Biblioteca Nazionale, e perché credo che davvero si debba fare un po' di massa critica sull'importanza fondamentale di questo tema. Cioè, io dico sempre scherzando, quando viene chiusa una piccola biblioteca di quartiere, giustamente le masse, i giornali ne danno notizia che si perda, che si sia forse già perduto circa 20-30 anni di documentazione digitale nazionale, forse non si sono accorti molti. Quindi insomma cercherò di essere molto veloce. I magazzini digitali, appunto non grazie a me, è stato portato avanti da un progetto che, diciamo, una sperimentazione che va avanti da circa 10 anni, e in realtà su due basi non solidissime ma comunque importanti da citare, che sono il mandato che il DPR 252 del 2006 sul deposito legale dava alle biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze di sperimentare, appunto, in vista dell'uscita del regolamento che renderà obbligatorio il deposito di questi documenti, quindi un mandato di sperimentazione anche per definire e in qualche modo scrivere questo regolamento, no? Sulla base delle buone pratiche poi sperimentate, e anche sulla base del mandato un po' più forte che ha la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze sulla conservazione del digitale, nel senso che nel nostro statuto la biblioteca ha proprio un mandato di coordinamento e definizione delle linee guida a livello nazionale su questi particolari oggetti, quindi diciamo qualche base c'è, però è ovvio che mancando una normativa forte, il regolamento sulle cose legali digitali, non solo non si è sempre potuto contare su risorse di tutti i tipi, economiche, umane, strumentali, per portare avanti questo strumento, ma anche non si ha ancora in mano appunto lo strumento, scusate mi ripeto, per in qualche modo coinvolgere i produttori di documenti in questo che è un processo, che quindi quello della conservazione, che parte appunto da chi produce questi documenti. La conservazione del digitale non si può fare a valle, cioè è impossibile.
Detto questo, un po' sulla base di questi mandati non sempre forti e anche va riconosciuto grazie a una sensibilità dirigenziale a vari livelli che comunque ha destinato in questi anni risorse a questi progetti, in qualche modo Magazzini Digitali è riuscita a mettere a punto una serie di procedure per la raccolta e poi l'accesso, la conservazione e l'accesso, sono 3 fasi, di documenti digitali di varia natura e da varia fonte. Quello che è il servizio più collaudato, perché in effetti ha dietro una normativa forte, è quella del deposito delle tesi di dottorato, che noi invece riceviamo proprio a norma di legge, noi intendo VNCF e VNCR, e quindi su questo, diciamo, la fase sperimentale è già stata sorpassata, siamo in qualche modo a regime, seppur con alcune mancanze soprattutto comunicative e di poi accessibilità di quanto viene conservato, però diciamo su questo mi sento di dire che siamo a regime, mentre su altre cose come ad esempio l'ingest e la conservazione del grande mondo dell'editoria digitale, soprattutto di carattere commerciale, quindi gli ebook per intenderci, siamo ancora molto indietro perché come sapete è anche storicamente difficile per resistenze culturali mettersi d'accordo con gli editori se non c'è una normativa che impone il deposito di questi oggetti. Quindi diciamo su questo siamo un pochino più indietro, anche se le tecnologie ormai ci sono, gli standard sono noti, quindi non siamo preoccupati da questo, è proprio una questione di mettere a punto i processi, l'aspetto gestionale, ecco, non è più un problema tecnologico, di quello si è fatto esperienza negli anni. E la sfida forse diciamo tecnologica più nuova e più interessante è quella che invece riguarda il mondo del web archiving, cioè dell'archiviazione dei siti web, che invece è più nuova, almeno per noi, da più punti di vista. Ora, come stiamo e dove stiamo andando, ecco, rispetto a questi vari orizzonti? Il regolamento è stato scritto, ma diciamo quindi lo aspettavamo anche a breve in qualche modo, fermo restando che ha un iter legislativo di PR, che quindi insomma ha i suoi tempi, ma in realtà ci si è resi conto che probabilmente andrà rivisto fortemente, perché è chiaro che questo regolamento era stato pensato sulla base di un DPR del 2006, che quindi diciamo era stato emanato in un contesto culturale e tecnologico completamente diverso, e quindi anche la forma di regolamento probabilmente andrà rivista. Ora, a un certo punto, indipendentemente però dalla legge, che abbiamo detto è fondamentale per fare di Magazzini Digitali un servizio come SBN, un servizio stabile come SBN, nonostante questo la conservazione del digitale è una necessità de facto, cioè è impossibile non farla, e quindi come Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze ci siamo accollati i costi di una importante reingegnerizzazione di tutto quello che è stato fatto fino adesso, quindi tutti questi processi che vi ho descritto sinteticamente saranno messi a sistema in modo tale da poter effettivamente mostrare verso l'esterno e dare all'esterno un servizio che sia unico, facilmente comprensibile e utilizzabile. Abbiamo fatto un affidamento tramite convenzione Consip triennale, per cui diciamo noi ci aspettiamo che entro la fine del 2020 il servizio sia comunque già attivo per tutti questi canali che vi ho raccontato.
ma diciamo ovviamente il contratto è un po' più lungo, perché è chiaro che un sistema del genere non si risolve facilmente, ecco, in tempi brevi. In tutto questo, ultima nota, abbiamo cercato di coinvolgere negli ultimi 2 anni, direi nell'ultimo anno, anche Agid, perché è stato nominato tante volte, e soprattutto da Valdo è un attore importante nel panorama nazionale, e progettare infrastrutture tecnologiche di così grande portata senza l'appoggio di Agid è un po' suicida. Quindi abbiamo cercato di coinvolgerli e ovviamente loro si sono mostrati interessati, hanno capito il valore di questa operazione, e come tra l'altro hanno capito il valore di SBN, tant'è che qualche mese fa è stato annunciato che proprio grazie all'instaurazione di questi rapporti tra AIB, ICU e Agid, SBN è stata inserita tra le banche dati di interesse nazionale nel piano triennale ICT Agid, e con diciamo la promessa che una volta consolidato Magazzini Digitali anch'esso rientri in questo repertorio, ecco, di banche dati. Più veloce di così. Grazie. C'era anche il tema appunto della conservazione del patrimonio digitalizzato delle istituzioni culturali, no? che è destinato a confluire appunto in magazzini digitali. Lì si tratta di salvaguardare degli investimenti ingenti, no? che sono stati fatti finora. Christian, solo lo slogan, tu hai parlato, mi è piaciuta questa cosa dei magazzini digitali come processo. Oh sì, Cosa vuol dire? Sono abbastanza convinto di questa cosa, perché ci stavo giusto pensando mentre Chiara parlava, in realtà si intrecciano questo processo formidabile che loro hanno messo su diverse altre realtà, diversi altri attori. Noi sappiamo che esistono, li chiamiamo i big provider, c'è Google che produce digitalizzazione, Google, Microsoft, Amazon, ne sto dimenticando molti che offrono la possibilità di archiviare, ma in realtà rispetto a questo panorama così vario in cui il processo di digitalizzazione viene prodotto, Magazzini Digitali è l'unico processo che viene ufficialmente illustrato per l'ingest, appunto, per l'archiviazione e per agevolare poi l'accesso e la pubblicazione. Ecco, è in questo senso che secondo me, continueremo a studiarlo con il gruppo, si deve guardare ai magazzini digitali come un modello che poi può essere istanziato con diversi altri sistemi per l'archiviazione. Ecco, è un processo, è un modello di riferimento. Io aggiungerei una cosa, il modello va bene, però secondo me a questo punto bisogna fare operazione, non sono io in grado di farlo, ma bisogna fare operazione di pressione a livello nazionale, perché da magazzini digitali deve nascere un'infrastruttura nazionale per la conservazione digitale. Cioè, questo discorso deve essere chiaro. E questa forse è la prima occasione pubblica in cui si può affrontare questo tema pubblicamente, perché non ha senso vedere un piano triennale della pubblica amministrazione rinnovato, dove finalmente è passato il discorso di SBN, ma dove sulla conservazione del digitale non c'è niente, e il rischio, come dicevamo tra noi ieri, è che quando si parla della conservazione del digitale qualcuno capisca lucciole per lanterne e pensa all'altro tipo di conservazione altrettanto importante, quella del patrimonio amministrativo, ma che è demandata di fatto ai privati, agli operatori privati. Questa è un'altra cosa. Mi scappa proprio, scusa Maurizio, ma questa mi scappa perché è proprio un argomento su cui sono anni che insisto e ve ne traccia in proposte fatte nell'ambito dei gruppi di lavoro ICU istituiti da Simonetta anni fa, nel quale appunto volle raccoglissimo le idee. E la ringrazio ancora per questo. Una delle proposte che proprio io feci fu questa, e mi fa piacere che a distanza di anni abbiamo incontrato con Giovanni, tramite Giovanni, Laura Ballestra anche, che ringrazio perché aveva questo canale di comunicazione con un funzionario dell'Agid. Molto spesso ai livelli
secondi e terzi che poi le cose nascono, no, perché alle volte quando si cerca l'interlocuzione politica, io vi racconto l'aneddoto finale, poi invece a livelli operativi si riesce a trovare più facilmente la soluzione, forse perché ci si capisce meglio. SBN è il frutto di una serie fortuita di circostanze, l'incontro con la persona giusta al posto giusto, il lavoro che la nazionale stava facendo con Agid e il fatto che Simonetta Buttò si è trovata, come dire, in quel luogo. Quindi diciamo, questa serie di proposte che noi portavamo avanti da anni, finalmente su SBN è andata in porto. Io sono d'accordissimo e so che tra l'altro con Valdo siamo molto affini su questo tema. Vi faccio una domanda: secondo voi i bilanci la faccio anche quando tengo corsi, ma i bilanci delle pubbliche amministrazioni o delle aziende sono patrimonio culturale o sono solamente strumenti che vanno pubblicati per motivi di trasparenza amministrativi? Per me sono testimonianze della storia dell'attività di quegli enti che a distanza anche di 2 giorni possono diventare, come dati singoli o come dati aggregati, materia di studio e di ricerca. Quindi anche quelli devono entrare nel sistema del deposito legale che parla di, come suo oggetto, testimonianze di civiltà. Chi se ne occupa? Quando noi andiamo a parlare con Agid e abbiamo avuto un'ulteriore interlocuzione a un livello diverso, anzi non era Agid, era il team del commissario all'agenda digitale, del commissario straordinario all'agenda digitale, abbiamo avuto una conferenza Skype con questi gentili consulenti del commissario straordinario. Quando gli abbiamo detto, allora gli abbiamo posto temi come questi, dopo aver scritto una lettera che è pubblicata sul sito AIB, loro hanno detto: vi ringraziamo per gli utili spunti, ma noi non abbiamo questo mandato. Recentemente, e Giovanni lo sa perché gli ho inoltrato questo carteggio, e Giovanni a sua volta lo ha inoltrato credo al gruppo Biblioteche Digitali, ho avuto una reazione anche da Valdo. Io mi sono permessa di dire in una comunità nazionale di atenei che discute di dove partecipo con un'altra veste e con altre giacche, che discute di amministrazione digitale, mi sono permessa di osservare che l'agenda digitale italiana è molto riduttiva rispetto a, diciamo, alla sua versione europea che dovrebbe invece recepire, perché nell'ambito dell'agenda digitale europea la valorizzazione culturale, la digitalizzazione del patrimonio culturale, tutta una serie di tematiche sono incluse, sono parte dell'agenda digitale e quindi non c'è la compartimentazione stagna, e lo si vede anche da recenti direttive che hanno, come dire, capito che c'è convergenza tra amministrazione aperta, scienza aperta, quindi tutto l'ambito anche della ricerca scientifica eccetera, e cultura aperta, che fa bene anche alla qualità delle normative. Quando andiamo poi in sede di recepimento nazionale, invece, poiché non si capisce che ci sono tanti ambiti interconnessi, il rischio è che ci siano politiche schizofreniche di è un problema di tavoli istituzionali che di coordinamento. Dunque, grande notizia, abbiamo finito il primo giro di domande, non so se riusciremo a fare il secondo, ma sul secondo perlomeno 2 spunti vorrei poi prendere. Quindi vorrei sapere da parte vostra se ci sono delle curiosità, degli interventi, delle cose che volete chiarire. Prego solo chi vuole intervenire di venire qui perché sennò non si sente. Giorgio, vuoi dire qualcosa? Sì. Allora, mi dai un attimo sul microfono? La figlia vedi che ce l'ha. Volevo solo dire, mi sento molto stimolato dal dibattito e mi felicito con tutti, ma in particolare con Maurizio Messina che ha ideato tutto quanto questo, e mi sembra di essere ritornato ai tempi dei seminari di NAI, e quindi vorrei fare una proposta al polo SBN di Venezia. Ricominciamo tutti insieme a fare i seminari di NAI, mettendo ognuno quante risorse finanziarie possa, in modo che ci sarà chi non può niente, chi può qualcosa, e lo rimettiamo in piedi, perché mi sembra che discussioni come quella di questi giorni siano veramente fondamentali per
continuare nel nostro lavoro. È una bellissima proposta, certamente, è una bellissima proposta alla quale certamente mi associo. Io non ho più una figura istituzionale che mi consenta di prendere delle iniziative, ma certamente ci sarà qualcuno che si potrà far carico volentieri appunto di queste idee. Ci sono altre domande? Soltanto da utente, da ascoltatrice interessata, perché diciamo come testimone di un'esperienza di un gruppo di atenei rapporti da questa sigla scelta che È stata citata però. sì, è stata citata. Dico che Simonetta lo sa perché andai a parlare con lei a nome di questi atenei, perché appunto posso testimoniare della utilità, diciamo, di esporre, di utilizzare LinkedIn Open Data in senso biunivoco. Lo dico in maniera poco tecnica, però appunto noi abbiamo conferito tutti attraverso procedure di alimentazione continua i nostri dati bibliografici in questo portale, che li riaggrega attraverso una serie di forme di elaborazioni, raggruppandoli, attingendo anche attingendo a BIAF, attingendo a Wikidata, eccetera, per, come dire, superare provvisoriamente, naturalmente in attesa delle bonifiche che comunque quando si conferiscono i propri dati si scoprono a valle, perché è sempre così. Ricordo tanti anni fa di aver avuto la stessa esperienza quando in un grosso ateneo finalmente per la prima volta cominciammo i primi passi per fare il catalogo unico di ateneo, superando le centinaia di cataloghi settoriali, e scoprimmo chiaramente che per quanto teoricamente i linguaggi e i codici fossero gli stessi, poi in realtà ognuno aveva i suoi dialetti e quindi alla fine insomma i dati dovevano essere pesantemente bonificati. Lì appunto la scelta fu: se non si comincia non si avviene anche un processo di standardizzazione e omogeneizzazione. Secondo, posso testimoniare l'utilità appunto di questi strumenti per non solo appunto diciamo arrivare a dei primissimi livelli di FRBRizzazione dei dati, ma poi anche per arricchire le informazioni che hai con quelle che sono prodotte da altre comunità. La comunità, e ad esempio in questo portale portiamo, anzi reindirizziamo ai dati biografici rispetto agli autori, abbiamo delle opere, insomma diciamo sono forme scalabili che ti permettono di allora l'esigenza di alcuni enti, e non credo che siano pochi, è quella di superare la logica dei software che devono dialogare tra loro e devono essere certificati per far dialogare i dati, oggi che la tecnologia lo consente. Nel senso bionivoco, io appunto in questo momento sto testimoniando un fabbisogno che può essere condiviso da biblioteche. Nel senso bionivoco, all'interno di SBN di cui condividiamo tutte le finalità di cooperazione eccetera, ma in questo momento, a cui in questo momento sarebbe oneroso dal punto di vista organizzativo ed economico cercare di aderire attraverso l'utilizzo dei protocolli SBN. Allora riuscire ad aggregare questo genere di entità, e so che ICU si sta muovendo in questa direzione, però riuscire ad aggregare, si parlava di un sistema di discovery, di information discovery per raggiungere questo livello, riuscire a integrare queste entità significherebbe anche favorire quel processo per cui la comunità si amplia, ecco, però, SBN si questo appunto è molto interessante. Possiamo rinviare questo dibattito ad oggi pomeriggio? Sì, no, però oggi pomeriggio io parlerò come presidente AIVA, adesso ho parlato come Costantino Rozzi che si metteva a presidente dell'ASCO, la chiosa rapidissima, veloce, tanto
più o meno il tempo, diciamo, ce lo stiamo giocando abbastanza bene, mi sembra. E, allora, io ho avuto l'onore di partecipare alla presentazione di Share, è stato chiesto a me, secondo me non a caso, nel senso che la Roberto delle Donne, insieme ai rettori delle 7 università che si sono consorziate a questo fine. E non bisogna nascondersi che perlomeno nella prima fase, poi naturalmente all'epoca a Napoli insomma presentammo proprio l'inizio di questa cosa. Le operazioni di bonifica sono onerosissime perché tutta questa sovrapposizione di dati è un po' mostruosa. Benevento stava già in SDN e la Basilicata ci sta andando. Questo è la chiosa che faccio, che va benissimo. Ma più che altro è che i costi cioè nel calcolo ognuno di noi deve fare i conti con quello che è un bilanciamento di costi-benefici. Quindi evidentemente, certo, in questo consorzio ammirevole, tant'è che l'ho presentato sinceramente, non per scherzo, insomma, però senza nascondermi che cosa questa giusta posizione, questa accumulazione di dati avrebbe potuto creare. Chiudo. Grazie. Allora, questo è il punto che sta girando. Ci sono domande, perché sennò andiamo avanti per questo po' di tempo. Allora, se non ci sono domande, lo scopo appunto del secondo giro era di allargare un po' lo sguardo e quindi di allontanarci un po' dal documento. E qui allora uno dei primi temi su cui pensavo ci potessimo soffermare, che è un tema vitale per SDN, è quello dei rapporti tra centro e periferia, fra strutture centrali e strutture periferiche di SDN. Io sono rimasto molto colpito anni fa da un fatto. Qualche anno fa si paventò una vera fine del SDN, una chiusura dei servizi del SDN, un crollo, cioè un blocco, perché in un momento di grave crisi finanziaria contro l'ICU non era stata data certezza della disponibilità dei fondi necessari per il mantenimento del servizio dell'indice. Ora la situazione era oggettivamente molto critica, poi è stata risolta e non voglio appunto, cioè lungi da me sminuire insomma i problemi che si posero allora. Però mi colpì molto nella discussione che si avviò allora una equazione che si fece immediatamente: blocco dell'indice uguale fine del SDN. E mi pare che si dimenticasse appunto allora che SDN non è solo la catalogazione partecipata, ma è soprattutto l'insieme dei servizi che vengono erogati dai poli a livello periferico. Certamente un blocco dell'indice metterebbe in crisi tutta quanta la rete, quindi a livello locale bisognerebbe trovare delle soluzioni per risolvere appunto questo tema. Però appunto quell'equazione così netta mi stupì, ma mi stupì anche un'altra cosa, la mancanza di segnali di attenzione per questo momento appunto molto critico da parte delle istituzioni responsabili di SDN a livello locale, cioè sembrò che tutto fosse un problema delle strutture centrali di SDN, mentre era un problema della rete nazionale, della comunità nazionale. Cosa voglio dire? Pareva, me lo sono scritto perché vorrei dirlo in sintesi, pareva essersi perduta la nozione di SDN come infrastruttura nazionale in cui la gestione dei servizi è necessariamente condivisa fra i diversi livelli istituzionali e territoriali e anche la governance dovrebbe riflettere questo assetto. Ecco. Sulla base di questo io vorrei chiedere a Claudio come vede lo stato attuale
relazioni tra gli organismi periferici e gli organismi centrali di SBN. Teniamo conto che ci sono in corso, cioè se sono un po' bloccate, ma probabilmente poi appunto andranno avanti, ci sono anche la luce delle richieste di autonomia regionale con il trasferimento di una vasta serie di competenze che possono comprendere anche la cultura. Che facciamo? Questo è il nocciolo centrale, cui ricondurre direi anche quello che poco fa, da 2 ore sto ascoltando, e mi spiego. Allora, sta emergendo l'idea che SBN non sia solo il catalogo. A me nel dire queste cose, dopo che nell'89, come ho esordito, sono state dette, forse abbiamo preso delle derive rispetto a quelli che erano i propositi iniziali. Riorganizzare l'assetto delle biblioteche italiane, questa era l'idea, e quindi affrontare 2 temi, dicevano Tommaso Giordano e Pettenati. Una politica nazionale, il termine politica nazionale ricorreva già in quegli anni, una politica nazionale per la conservazione, una politica nazionale per gli acquisti. Che vuol dire questo? Pone in un paese policentrico come questo, adesso Giorgio non lo vedo in sala, ma Giorgio come altri e come io ho avuto la fortuna di fare, udì nel 99 o 2000 una relazione di Crocetti dedicata alla cultura, all'assetto culturale dell'Italia del Novecento, una delle relazioni più belle, dove rimarcava il concetto appunto del policentrismo. Ora noi ne abbiamo policentrismo culturale ma anche istituzionale. Io più che il rapporto Stato-Regioni che esiste, meglio forse parlare di centro e periferia, questo per dire che la periferia non sono le banlieue parigine o i dehors dell'Ippur, ma è l'assetto della cooperazione. Ora, se noi proviamo a immaginare SBN come uno spazio cooperativo nazionale che si dovrà porre i problemi anche, non so, che oggi non abbiamo evocato, ma come condividere il personale, come condividere i depositi, come sviluppare accordi per la conservazione cooperativa, cioè temi che caratterizzano i problemi delle biblioteche locali e a cui bisogna vedere se, estendendo la cooperazione, si riesce a dare delle risposte, perché questo è il tema. Ora, da questo punto di vista, ad esempio, noi sicuramente potremmo provare a immaginare SBN come un sistema territoriale multiscala, come dicono gli economisti, dove i servizi, cioè chi fa cosa, poi adesso noi abbiamo livelli istituzionali che fanno, ma immaginate che siano livelli di gestione di servizi, sulla base, questo chi fa cosa, sulla base di principi di convenienza e di efficacia. Cioè, dove è più conveniente che stia un servizio. E qui questa parte inevitabilmente dovrà vedere coinvolte i livelli locali. Ci sono servizi che nessuno può pensare di sottrarre alle biblioteche. Il rapporto con le comunità e con l'utente finale non può essere svolto da una regione né dallo Stato. E qui si aprirebbe un discorso sulle biblioteche statali che voglio evitare. Servizi di complessità maggiore probabilmente devono essere svolti ad altri livelli. Cioè noi in tutta questa situazione, poi vedremo anche, credo nel pomeriggio, anche dai progetti dell'ICU, quello che emerge finalmente è che saremo costretti a rivedere anche la cooperazione locale alla luce di queste cose. Ora, adesso tu hai parlato ad esempio di magazzini digitali, cioè la conservazione, e questo è un esempio calzante. Ora,
Io non amo l'eccesso legislativo che c'è in Italia, questo per mia cultura personale, credo sia dannoso. Pensare poi di fissare con un DPR, un regolamento che ha inevitabilmente degli addentellati con la tecnica, in un mondo, è proprio una follia del tutto italiana. Lì ci vuole una legge di principi, dopodiché le istituzioni decidono come si organizza la struttura, l'infrastruttura, non c'è bisogno di un DPR. Però questo è un altro aspetto del problema, cioè l'incapsulamento di molte biblioteche dentro strutture gerarchiche, per cui, essendo Firenze un'articolazione del Ministero, ha bisogno. Ma su questa questione, nel nuovo progetto ICUS, sta comparendo una teca del digitale. A livello regionale ci si sta muovendo in cose analoghe. Ora, la Regione Emilia-Romagna, attraverso il polo archivistico regionale, che fa quello che dice Baldo, ma lo fa per gli enti pubblici e direi per una fetta consistente dello Stato. La cosa straordinaria è questa. Io, arrivato all'IBC nel 2017, mi sono trovato a firmare una convenzione col MEF, il potentissimo MEF, per l'utilizzo della struttura dell'Emilia Romagna per la conservazione ovviamente di documenti amministrativo-finanziari del MEF. Ora, noi vorremmo che quella infrastruttura si occupasse anche dei, chiamiamoli, documenti culturali, quindi del digitale, delle biblioteche, degli archivi, dei musei dell'Emilia Romagna, e siamo già 3 oggetti. Qui oggi abbiamo evocato 3 oggetti. Nello spazio cooperativo questi 3 oggetti possono convivere, dobbiamo sceglierne uno, a quale livello? Questo è la sostanza del ragionamento che dobbiamo fare oggi. Quello vuol dire sicuramente riorganizzare la cooperazione locale, cioè i poli SBN devono diventare sistemi, cioè si devono occupare anche, non so, di condividere il personale, perché il personale nelle biblioteche, come sapete, la cooperazione può servire, quindi vedete che è un argomento diverso. Quello forse vuol dire liberare i poli SBN dagli oneri di gestione delle infrastrutture tecnologiche per portarli a livelli più alti. L'esperienza da dove io provengo, Ravenna, ha dimostrato che gran parte di quelle risorse erano dedicate al catalogo. Io ho ereditato certe idee da Gino Poggiali, diciamo, ma Gino era uno, e il resto con un dispendio anche intellettuale enorme, e ci saremmo potuti dedicare anche a fare altre cose. Questo adesso va fatto perché ne va della esistenza, delle sussistenza degli istituti. Decidere a quali livelli però richiede dentro la cooperazione SBN la ripresa, la rivitalizzazione degli organi di governo, oppure la loro reinvenzione, perché bisogna, come dire, porsi il problema. Noi stiamo in questo momento gestendo dicendo cose, magazzini digitali dovrebbe diventare, è ragionevole, il progetto dell'ICUS, senza che gli organi di governo SBN siano insediati, sono tutti decaduti. Sono in proroga. No, la proroga per legge dura qualche mese, non possiamo. Poi dopo è vero, la legge dice una cosa, noi ne facciamo un'altra. Questo va affrontato, no? Ecco, qui chi è che lo deve sollevare? Da questo punto di vista, ovviamente, qui stiamo parlando della priorità di questo tema nell'agenda della politica. In questo caso non sono polis, ma proprio la politics. E qui questo è un problema che noi però dobbiamo sollevare, perché se vogliamo disegnare in modo ragionevole, non dico razionale, la cooperazione SBN in questo scorcio di secolo,
bisogna che questi temi siano affrontati, proprio perché una politica nazionale per il digitale, una politica nazionale per l'accesso ai documenti, una politica nazionale puntini hanno bisogno di sedi in cui discutere queste cose. Poi sicuramente l'AIB, che non è estranea anche alla nascita di SBN, è un punto, è un'arena, ma l'arena di azione deve essere ben più ampia. Di questo noi dobbiamo esserne consapevoli e il problema va posto. Adesso le regioni hanno naturalmente i loro difetti, tutte le istituzioni hanno i loro difetti, qui però bisogna uscire. Questo è il problema, secondo me, in questo momento, perché qualunque cosa che noi possiamo dire rischia di, se non ha poi una fase di implementazione concreta, è come discutere all'interno di un circolo piccolo, diciamo così. Io di discussioni in 25 anni ne ho viste tante, molto raffinate anche. Quello che ci manca è poi la traduzione in atti, perché qui entriamo in un mondo che è assai più complicato. Questo va fatto, perché se non lo faremo, la realtà, comunque la vita continua, diciamo così, quindi può capitare che ci siano reti che si aggregano, che per percorsi, perché la rete come forma organizzativa di risposta a problemi è un costrutto che ha questa funzione, è una cosa intermedia tra la gerarchia e il mercato e che funziona. Se noi non la indirizziamo, dico come comunità ICBN, comunque la realtà parte, quindi possono nascere delle aggregazioni tra poli fatte per rispondere a problemi concreti, come gestire un polo, come condividere del personale qualificato, come lavorare a un progetto. Questo può portare, poi dal mio punto di vista è un percorso anche positivo. Io ho sempre sognato un'OCLC italiana, quindi questo. Però noi dovremmo sfruttare questa caratteristica di SBN, cioè il suo aver messo intorno a un tavolo i livelli istituzionali tutti. Se voi pensate ad esempio a un progetto anche culturale del Ministero che è il Sistema Museale Nazionale, e guardate bene la differenza è questa, che il Sistema Museale Nazionale è nato per un decreto, nelle ultime versioni discusso in conferenza unificata, ma non ha dietro quello che una volta era un solido agreement tra Stato e Regioni e che poi ha consentito ai SBN di essere uno dei pochi progetti con questa capillarità. Questa è una nostra caratteristica che secondo me andrebbe sfruttata e quindi rileggere i rapporti centro-periferia come se dovessimo gestire un sistema nazionale e quindi ragionare su dove collocare, ma non su aspettative di ruolo. La regione c'est moi, quindi questo deve stare qua, no? Ad esempio la regione di Emilia-Romagna aveva infrastrutture abilitanti, pagamenti, identità, le aveva già prima di SPID, prima di Pago PA, ha deciso poi di fare uno switch off verso queste cose. Questo per dire, noi dobbiamo ragionare su quale livello è conveniente che si occupi di questo, perché costa meno. La scelta della regione di Emilia-Romagna di scalare queste verso l'alto ti dà una dimensione di un ragionamento. Quindi è la riflessione sulla cooperazione SBN che deve essere al centro. E io dalla proposta di Busetto, adesso chiudo Devio, di ricostruire, di riprendere l'esperienza dei seminari BINAI, la trovo molto bella, soprattutto se diventa uno strumento per la comunità SBN per riflettere come era allora su temi con lo spirito proprio da SBN, cioè spogliandosi delle appartenenze istituzionali e discutendo di un progetto in cui tutti noi abbiamo creduto, crediamo, credo, no? Sì, il punto è capire
appunto sono diversi livelli, bisognerebbe vedere chi è che prende l'iniziativa, chi è titolato a prendere l'iniziativa e chi riesce a farsi sentire. Comunque chi la spunta, sì. chi la spunta. Mettiamola che Claudio, riprendo un punto, cioè il tuo discorso è molto articolato e estremamente interessante. Un punto proprio così, un po' cioè bruciapelo. In tutto quanto questo contesto, SBN oggi ha 103 poli. Tu vedi una linea di sviluppo che vada verso l'aggregazione di poli, che non significa certo fusione di basi dati naturalmente, no? Ma significa condivisione di piattaforme, ne hai accennato. È una linea percorribile strategicamente? È una linea nei fatti, nel senso che la situazione attuale ha determinate problematiche per la cui soluzione è necessario sviluppare la cooperazione. Poi dentro SBN è possibile farlo in diversi modi, non necessariamente appunto fondendo poli, basi dati e quant'altro, però è una risposta e quindi io la vedo possibile. Anche il consolidamento di poli, che un tempo era affare di Stato, perché se è di una provincia no, deve stare lì. No, è questo di una regione, quindi le istituzioni devono abilitare o assecondare i movimenti virtuosi che ci sono nella realtà. E sono le biblioteche poi a individuare le geometrie della cooperazione più appropriate per rispondere a delle esigenze. Io quando ero nel polo romagnolo questa idea mi stava balenando, perché mi sembrava evidente che per rispondere a determinate esigenze complesse, pensate ai servizi digitali, adesso noi abbiamo un'architettura, due architetture, una di un MLOL che ha una certa predominanza, ma è qui in questo momento. Tra 10 anni come sarà lo scenario? I servizi digitali sono complessi da gestire, quindi è evidente che non può farlo una singola biblioteca, forse anche una singola rete, quindi l'aggregazione diventa inevitabile. Cioè sono possibili consolidamenti territoriali, questo per rispondere a esigenze del tipo come condividiamo il personale, i depositi, eccetera, quindi territoriali perché la vicinanza consente di queste ottimizzazioni, ma diciamo così anche consolidamenti tematici, vogliamo, che sono già in atto. Pensate alle università, non sono in SBN, ma c'è NILDE anche per fare certe cose. Per le biblioteche pubbliche può essere uguale. Questo è un percorso molto interessante che sarebbe bene sempre, come dire, osservare e indirizzare con intelligenza, non con lo spirito delle tasse moi, perché non è quello non funziona, e che può sicuramente presentare una nuova fisionomia del servizio bibliotecario nazionale. Perché significa veramente che potrebbe SBN essere un ambiente cooperativo dove vengono affrontati tanti problemi delle biblioteche oltre al catalogo, con un'articolazione come dire, spaziale che deriva dalle dinamiche dei territori, eccetera. Tu mi hai chiesto qui dell'autonomia delle regioni richiesta da talune regioni, se ha un nesso. Allora, qui alcune regioni hanno chiesto tutto, quindi la questione è assai complicata. Non credo che in queste richieste, diciamo, al primo posto siano le biblioteche o gli istituti. La mia regione ha chiesto 3 cose nel comparto cultura e su una ho visto che c'era anche qualche accordo o disponibilità da parte della passata
passato ministro del governo, e pensate un po', riguardava il ritorno della tutela bibliografica, no? Forse perché non è terreno di scontro. Sì, quindi queste richieste delle regioni possono, ma dobbiamo comunque avere la percezione che il nostro ambito non è tra quelli, diciamo, oggetto di tensione, di interlocuzione, o perché tutto va bene o per disinteresse, diciamo. E quindi rimane a noi il pallino di rivedere e riformulare la cooperazione se viene, questo è. Perfetto. Allora, ci avviamo alla conclusione, siamo nei tempi, anche se queste domande del secondo giro le ho tagliate brutalmente, ma argomento completamente diverso. Nella vostra cartellina, nella fotocartellina che vi è stata consegnata, trovate un denso documento preparato da Giovanni Bergamini e Cristian Bacchi, che ha per titolo Nuovi modi di produrre e condividere l'informazione bibliografica, una sperimentazione del Wiki-based data model per i dati UNAR, che è stato pubblicato in inglese su JVIS e poi su EVIS, la piattaforma in traduzione italiana. Leggo dall'abstract. A partire dalla considerazione che l'UNIMARC è di fatto una ontologia, questo contributo si propone di esplicitare e convertire solo a livello sintattico l'ontologia del MARC in strutture linked data RDF, ne abbiamo parlato nell'apertura della mattinata, mediante l'uso del wiki-based data model. Il punto di arrivo potrebbe essere non solo la pubblicazione dei dati come linked open data, ma anche un ambiente per la produzione dei dati bibliografici che permette la coesistenza di differenti visioni ontologiche. Ora, è un articolo denso, ma penso che valga la pena anche osservare che veramente per questo contributo possiamo parlare di Nemo profeta in patria, perché poi ve lo diranno gli autori, questo contributo è stato il fondamento di una sperimentazione che è stata avviata ed è in corso presso la Bibliothèque Nationale de France. È considerato lo stato dell'arte a livello internazionale su questo tema specifico. Da noi forse non l'abbiamo tenuto nella dovuta considerazione. Io vorrei chiedere a Cristian Bacchi intanto qual è la genesi appunto di questo lavoro, cioè a quali esigenze si proponeva di andare incontro e al di là degli aspetti più tecnici che tralascerei anche da Luca, quali sono i possibili ambiti applicativi e in particolare cosa si intende per ambiente per la produzione dei dati bibliografici. Ecco, poi c'è un'altra cosa che mi colpisce, il fatto che si parli di MARC. Ora, MARC è considerato come un formato bibliografico in qualche modo in via di estinzione, no? Cioè un formato sulla via del tramonto e che molti ritengono vada superato a vantaggio di formati meno rigidi. Qui invece lo si ribalta. Perché? Assolutamente, perché è attuale a nostro avviso. Prima di tutto le esigenze che noi abbiamo provato ad affrontare con questo nuovo approccio, primariamente quella di portare l'immenso patrimonio di conoscenze delle banche dati delle biblioteche nel mainstream dei metodi attuali di condivisione dell'informazione. Questo era primariamente, cioè rendere i contenuti delle biblioteche accessibili nativamente, partendo dal formato dei dati, accessibili agli altri sistemi, che poi sono le questioni che abbiamo affrontato nel corso di tutta la mattinata. Ma fare questo conservando il patrimonio di conoscenza che c'è nel MARC, le banche dati che noi abbiamo, ma anche il know-how, cioè il software che utilizza la semantica del MARC. È vero, noi siamo perfettamente coscienti e affrontiamo questo tema,
che i formati vivono un'evoluzione, vengono studiati e si propone un loro cambiamento, però rimane il fatto che il MARC è il formato di riferimento delle nostre banche dati. Se noi guardiamo l'OPAC di indice, me ne sono segnati quasi 18 milioni di notizie e quasi 100 milioni di localizzazioni. Non si può, qualunque prospettiva nuova deve fare i conti con questa realtà. Contestualmente comunque noi volevamo proporre uno strumento che permettesse anche di fare nuovi studi, come detto, sul MARC, quindi facilitasse il suo utilizzo. E se ne è parlato oggi, FRBR ha nominato Rosa, anche una risistemazione dei dati che rendesse conto anche di questi nuovi approcci di analisi, di organizzazione dei dati, e anche, sempre come necessità primaria, quella di far sì che, di nuovo, nativamente, a partire dal formato dei dati, i dati potessero essere esposti con una logica di linked open data. La soluzione è stata quella di adottare un modello che è già in uso in altri sistemi, ha mostrato la propria efficacia, e fare questo conservando completamente la semantica del MARC. Cioè, in altre parole, mantenere il modo in cui le informazioni sono articolate e il modo in cui si chiamano il titolo, l'autore e tutte le componenti del record, però aggiornando la sintassi, il modo in cui i dati vengono archiviati. È una cosa che è già successa, perché in la lunga storia del MARC noi abbiamo già assistito al passaggio dall'ISO 2709 all'XML, ed è pratica comune, i dati vengono già esposti in questa maniera, e conseguentemente anche gli strumenti di accesso, lo Z3950 per interrogare i record ISO 2709 si traduce in SRU e SRV sulla base delle direttive della Library of Congress. Ecco, il passaggio che noi suggeriamo è mantenere, ripeto di nuovo, la semantica e aggiornare la sintassi dall'XML al Wikibase Data Model. Wikibase Data Model è la cosa che ci ha già spiegato Chiara, è quel modo in cui all'interno dei progetti di Wikimedia vengono archiviate le triple semantiche, soggetto, predicato e oggetto, per mantenere tutto questo tipo di informazioni puntuali all'interno di tutti i progetti di Wikimedia. Ecco, questo sta qui in riferimento al progetto francese, e questa possibilità di mantenere tutto il contenuto dell'informazione che si va a tradurre è il nostro oggetto di interesse per il progetto che stanno facendo in Francia. La Biblioteca Nazionale di Francia e ABES stanno facendo questa prova su Wikibase, e nel loro bando di gara esplicitamente scrivono, me lo sono appuntato, che è necessario conservare tutti i dettagli descrittivi del formato originale e deve essere garantita la possibilità di recuperare il record originale dopo che questo è stato tradotto nella nuova sintassi. È la cosa che interessa a noi. Cosa succede? Che adottando questo tipo di sintassi poi si beneficia di tutto quell'ecosistema di servizi, di prodotti software, di API che la comunità Wiki sviluppa per quel tipo di formato di dati. E da qui sta il fatto che intervenendo sul modello di dati noi siamo nella possibilità di proporre un ambiente per la produzione dei dati, cioè non è un export, come si diceva oggi, quel tipo di soluzione che noi consideriamo più semplice, cioè tradurre i record che sono esposti in OPAC sulla base di uno schema più semplice come schema.org. Qui invece si proporrebbe un metodo che permette di intervenire in fase di modifica, di creazione dei dati in maniera nativamente compatibile col semantic web. C'è una serie di caratteristiche del Wikibase Data Model che può essere messa in evidenza. Il Wikibase Data Model esplicita la semantica del MARC, cioè se il record e se tutta l'ontologia de facto, noi la chiamiamo, del MARC viene tradotta all'interno del Wikibase Data Model, accade che le definizioni di ciascun campo sono presenti nel medesimo sistema, quindi non c'è bisogno di esplicitarle. Ciascun record è esplicito, si può sapere come si chiama ciascuna parte componente. Allo stesso modo tutti i valori codificati vengono chiariti, non si usano più solamente i codici per le lingue, i codici per i paesi, questi sono chiariti perché nativamente nel modello di dati sono esplicitati.
e poi una quantità di altre cose. Questo sistema prevede che i dati univoci siano identificati con delle URI, Uniform Source Identifier, che è uno dei prerequisiti per la collaborazione nel semantic web. C'è la possibilità in questo modello di dati di, questo è interessante, qualificare ciascun elemento descrittivo con un puntatore alla fonte, cioè da dove è stato tratto questo elemento descrittivo, che nel nostro caso potrebbe essere adottato per indicare quale standard è stato adottato per registrare ciascun elemento descrittivo. Si possono ovviamente ottenere delle statistiche sulla presenza dei diversi elementi. È gestito nativamente il reindirizzamento, è una cosa che non abbiamo menzionato oggi ma è interessante. Uno dei requisiti che ci sarebbe bisogno di realizzare, di rendere presente all'interno della banca dati per esporla al semantic web sarebbe quello di rendere persistenti gli identificativi dei record e delle voci di autorità. È una cosa che per necessità in questo momento in SBN non c'è, perché ci sono gli schiacciamenti che voi sapete bene. Che il TA1 sparisce. Ma te lo recuperiamo con questo meccanismo di reindirizzamento. Il VEA 1 sarebbe sempre VEA 1, 2, 3, 4. Fuori di battuta. Il problema è che per noi è assolutamente intuitivo che diverse descrizioni del medesimo record possono essere accorpate, saranno la medesima e cambia proprio l'identificativo, ma in un contesto informatico in generale, ma del semantic web in particolare, è un assurdo, non può succedere che è un identificativo. Ecco, il reindirizzamento è una di quelle cose che nativamente è presente in questo tipo di tecnologia, in questo tipo di modelli di dati. È molto apprezzata un'altra caratteristica nativa di questo sistema, cioè la registrazione della cronologia di tutti gli interventi su tutti gli elementi. Ciascun elemento descrittivo si sa chi l'ha modificato, quando, e ciascuna versione può essere ripristinata in qualunque momento. È interessante, se ne parlava con Karen Foy e le diceva una cosa di questo tipo qua sarebbe stato molto interessante quando si lavorava sulle voci di autorità dei soggetti, che vengono sempre aggiornate con delle pubblicazioni definitive, ma non si sa che processo ha avuto ciascuna voce nel tempo. Delle possibilità di qualificazione, come quelle poche che ho elencato in questo momento, rendono possibili delle prospettive tipo la coesistenza di molteplici modelli descrittivi nella medesima installazione, cioè è possibile pensare che il medesimo record, che poi finisce con l'essere un item all'interno di Wikibase, comprenda sia descrizioni archiviate in Unimark che in Mark 21, ma anche descrizioni fatte sulla base di diversi standard descrittivi, quindi non solamente i formati di scala. E ancora più facile da argomentare, una banca dati come questa, che ha delle API, di cui tanto si è parlato, e così documentate, così comunemente utilizzate, è facile immaginare che abbia molteplici flussi di modifica da diversi sistemi. Ecco, possibili ambiti di applicazione. Finisco, ne nomino 3. Così come era nell'elenco di esigenze che noi intendevamo affrontare, immaginiamo che una sistemazione di questo tipo dei nostri record faciliterebbe lo studio di nuovi formati, cioè tutte le volte che si deve ragionare su nuove organizzazioni dell'informazione ci si deve, come abbiamo detto, misurare con l'esistente. Se il MARC fosse più facilmente mappabile in base al proprio modello di dati con cui viene registrato, mappabile verso nuovi standard, si faciliterebbe anche lo studio, cioè non sarebbe la retrocompatibilità di ogni nuovo formato che si andasse a studiare sarebbe più facilmente verificabile. Sarebbe possibile immaginare che una replica di una banca dati centrale in un network fosse realizzata su Wikibase. Naturalmente l'immaginazione corre a SBN. Se ci fosse una replica del catalogo di indice fatta su Wikibase, ci procureremo tutti i vantaggi tecnici della tecnologia che viene mantenuta da questa comunità. Si tratterebbe di tradurre le istruzioni di modifica del protocollo SBN MARC di cui si parlava prima, cioè tutte quelle istruzioni di recupera, modifica, cancella, venissero tradotte con quelle che sono presenti nella stessa misura nelle API di Wikidata,
si potrebbe immaginare una cosa di questo tipo. Ultima considerazione, la più semplice, esponendo i dati MARC in una maniera così condivisa, diventerebbe molto più facile immaginare che i nostri record, i record delle biblioteche, venissero utilizzati in altri contesti. Io faccio questo esempio qua. Ormai noi ci siamo abituati, si è accennato anche oggi, a ricevere dai motori di ricerca generalisti delle risposte che sono diverse dall'elenco di puntatori alle pagine che contengono la cosa che ci interessa. Ci siamo invece abituati a ricevere delle risposte puntuali. Che età ha questo personaggio? Mi dicono 63 anni. Quanti abitanti c'ha a Roma? Mi dicono il numero di milioni. Perché succede questo? Perché dietro Google, per esempio, ci sono delle knowledge base che organizzano le informazioni in maniera utilizzabile da Google per dare queste risposte dirette. È un fatto ufficiale. Google manteneva la sua knowledge base che si chiama Freebase, che è stata, vi dico, poi tradotta su Wikidata e impostata su Wikidata. Quello che potrebbe essere ipotizzabile è che se i nostri record di SVN venissero esposti in questa maniera qua, anche servizi di uso più generale, siti di e-commerce, non li so neanche immaginare quanti, che noi dovessimo utilizzare per fare delle ricerche, laddove l'oggetto della nostra ricerca fosse una pubblicazione italiana, la descrizione potrebbe provenire da SVN invece che essere prodotta, non lo so, dai curatori di Amazon. Io ti ho proposto, è una domanda fuorviante, adesso non siamo alla fine, possiamo anche... sarebbe possibile catalogare in ambiente wiki, cioè quindi alimentare indice polo senza passare per il protocollo SVN, ma lavorando in wiki? Allora, tecnicamente sì, sì. La mia opinione personale è che proporre un cambiamento di questo tipo o un'aggiunta all'atre del sistema di questo tipo è ragionevole solamente se si conserva quanto di buono già c'è, cioè i sistemi di input che lavorano in SVN hanno le loro ragioni d'essere e le loro interfacce non sono neanche paragonabili a quelle quindi quello che ci sembra ragionevole ipotizzare, ed è quello che stanno facendo in Francia, è piuttosto di interfacciare aggiuntivamente le interfacce che già usano, mettere in colloquio le interfacce che utilizzano non solo con il database che nativamente hanno nei loro sistemi di gestione delle biblioteche, ma anche... Chiara, voi a Firenze vi state proponendo una sperimentazione su questo? Sì, ora, in realtà, a parte che diciamo bisogna dire che, io ho una voce molto forte, però cioè bisogna dire che CNC ha distribuito, ha reso noto, pubblicato, scusate, è tardi, all'ultimo convegno IFLA un documento molto consistente in cui mostra i risultati di una sperimentazione di catalogazione nativa con Wikibase. Sono però assolutamente d'accordo sul fatto che queste cose possano essere utilizzate in parallelo, e è il motivo per cui questo documento di Giovanni e Christian è fondamentale, perché ti mostra come non buttare via niente di quello che è stato fatto e poi da lì ricominciare eventualmente o farlo in parallelo in un ambiente nuovo con le cose nuove. Da questo punto, e diciamo partendo da questo presupposto, secondo me una delle cose che potrebbero essere più interessanti e più immediate, una delle applicazioni più immediate, è quello di utilizzare questi strumenti, queste piattaforme per integrare lato back office tutta la metadatazione nel patrimonio digitale, Born Digital, perché in realtà il patrimonio digitalizzato è già metadatato.
almeno a livello descrittivo, poi è chiaro che i metadati sono di diversa natura, ma la metadatazione del Born Digital, che diciamo immaginare come una ricatalogazione a valle dopo che queste digitalizzazioni entrano nei nostri sistemi, nei nostri processi, è praticamente impensabile. Quindi il poter utilizzare uno strumento che riesce a raccogliere, come diceva Christian, diverse ontologie, perché alla fine di questo si tratta, quindi l'Unimark, faccio per dire, l'Unimark delle catalogazioni che già abbiamo, i metadati descrittivi degli oggetti che ci pervengono per deposito legale, i metadati che ci pervengono dai materiali digitali che acquisiamo su abbonamento, eccetera, eccetera, credo sia una potenzialità enorme che appunto viene fatta questa volta a monte, cioè non diciamo in una maniera un pochino più sofisticata e quindi anche molto più potente che semplici sistemi di discovery, no? Che comunque sono percorribili. Bene, io direi che abbiamo terminato, è 1:30, abbiamo messo sul piatto un'infinità di temi. Oggi pomeriggio con Rosa Mandello e Simonetta Buntocci cercheremo di portare un po' a sintesi di queste cose, poi veramente loro faranno i loro interventi. Maurizio, scusa, no, sì. Io volevo ringraziare a nome di tutto il panel Maurizio e la Biblioteca Marciana per aver organizzato in maniera così splendida questo incontro. Grazie a voi. Non è finita, perché oggi ci ritroviamo puntualissimi alle 3, cioè cosa dice il programma? Alle 3, perché poi ci vediamo qui alle 3, perché poi dobbiamo chiudere assolutamente per le 16:30, perché poi sia Rosa che Simonetta devono andare via. Quindi ci vediamo qui alle 3. I relatori per favore restino qui vicino a me un momento. Esatto, sì, quello che firma a Bologna, che cambia a Bologna. Non mi sono resa conto. Scusa, se c'era... Ah, ma tu perché vai a Roma? Vai a Roma.